Una buona giornata, buona domenica, telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde, un bentrovato al vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi, ospite nei nostri studi. Buona domenica. Buona domenica a voi. Vice sindaco, cominciamo con un tema importante di attualità per la città di Padova, perché se ne sta parlando molto in questi mesi. Stiamo parlando di PNRR, perché un po' tutti i comuni che beneficiano di questi fondi fondamentali per lo sviluppo di progetti presentati e di cui sono stati ottenuti i finanziamenti sono un po' preoccupati, perché in determinate situazioni lo Stato sembra pagare un po' in ritardo, far arrivare un po' in ritardo questi fondi alle città e ai comuni. E allora noi abbiamo preparato un servizio, glielo facciamo vedere e poi lo commentiamo insieme. Vediamo. Il Comune di Padova chiude il consuntivo del bilancio 2023 con un avanzo di circa 20 milioni di euro. Certamente una buona notizia per Palazzo Moroni, il documento approvato nei giorni scorsi dalla Giunta e che certifica la salute dei conti comunali, ma che non significa che ci saranno nuovi milioni a disposizione per opere non previste. La gran parte dei fondi è infatti già destinata a interventi pubblici, manutenzioni e sociale, e una parte delle riserve andrà accantonata. Sul bilancio dei prossimi anni aleggia però una pesante incognita sui pagamenti dello Stato sul PNRR. I primi 42 milioni di euro previsti ad aprile 2023 sono arrivati con 11 mesi di ritardo e il timore è che ulteriori ritardi possano incidere non poco sulle casse padovane, visto che il Comune ha approvato e avviato progetti per oltre 600 milioni di euro nei prossimi 2 anni, che rischia di dover anticipare alle aziende impegnate nei cantieri se il governo non manterrà gli impegni presi. Non possiamo far mutui perché lo Stato non c'ha i soldi del PNR, è clamoroso, sono veramente... Noi abbiamo risorse, abbiamo un bilancio sano, ma lo Stato deve assecondare i lavori, noi dobbiamo pagare le imprese. Non sono preoccupato perché alla fine i soldi arrivano come l'ultima volta, però siamo molto attenti, abbiamo messo a bilancio 2 milioni di interessi nell'eventualità di fare un mutuo per pagare in anticipo se non arrivano i soldi dello Stato, però solo per tranquillità, sono sicuro che i soldi il governo ce li dà. Vice Sindaco, intanto però vi siete un po' tutelati, vi siete cautelati, per dire, c'è un po' questo timore che lo Stato continui a pagare un po' in ritardo questi fondi importanti per voi? È una corsa infernale questo PNRR, da una parte il desiderio di rispondere alle tante necessità, e siamo in una situazione in cui c'è la possibilità di avere dei soldi. Noi abbiamo fatto il possibile per avere più finanziamenti possibili dall'Europa. Quante volte ci si diceva ma insomma non ci sono mai soldi per fare niente, perché non si chiedono i soldi all'Europa? Li abbiamo chiesti e siamo tra le città campione in fatto di riscossione dall'Europa dei finanziamenti PNRR, 620 milioni, mai abbiamo vissuto una stagione di questo tipo. Certo, è faticoso dal punto di vista dei progetti, adesso la fatica più grossa è quella di convivere, la città che deve convivere con tutti questi lavori, e quindi anche il confronto con i cittadini, con i commercianti che ovviamente vedono anche i lavori come un fastidio. Dopo si percepirà in modo più netto il vantaggio di opere finite, di un restyling della città, di servizi nuovi, il tram, lo spazio pubblico rinnovato e tutto quello che il PNRR ci sta consentendo, dalla sistemazione delle scuole, impianti sportivi, spazio pubblico e via discorrendo. Il tram, non ne parliamo, i ponti di cui si parlava martedì scorso. E adesso abbiamo questa incognita dello Stato che ci paga in ritardo. Io non voglio pensare che lo Stato e il governo ci metta nelle condizioni di dover spiegare ai cittadini che ci sono ritardi perché lo Stato non paga. Noi stiamo correndo come forsennati e non abbiamo perso un euro di quel finanziamento che l'Europa ci ha dato per rispetto e l'impegno preso con i cittadini, perché un amministratore quando una parola dà poi la deve anche mantenere e portare a casa. Quindi noi vogliamo spendere tutti quei soldi e portare a termine nei tempi previsti tutte quelle opere. Ci stiamo mettendo la faccia alle volte anche in situazioni difficili, gli ingorghi, il traffico, i cantieri e le cose, ma dobbiamo finire. Quindi io mi auguro davvero, come dice il sindaco, che è sempre molto elegante, devo dire, nella sua formulazione,
situazione che non sia pensabile, insomma, che il governo ci lasci così. Noi ci stiamo però tutelando e verificando l'ipotesi di fare un mutuo. Ma pensate in una famiglia, se una famiglia deve fare il mutuo per avere i soldi che dovrebbero entrare dallo stipendio che entra ogni giorno in un mese, non è pensabile questa cosa qui. Noi stiamo però come dire, posizionandoci adesso nell'ipotesi peggiore. Anch'io voglio credere che il governo alla fine risolverà non so quali cose che si sono, come dire, inceppate e ci dia la garanzia di finanziamenti che ci spettano e che ci siamo, come dire, guadagnati. Ma nel fatto, vice sindaco, che credo che nella sua storia mai Padova abbia ricevuto potenzialmente tutti insieme 620 milioni di euro. Ci stiamo parlando veramente di una cifra importante per lo sviluppo della città, su progetti che ci raccontiamo tutte le settimane e su cui ovviamente i nostri cittadini sono informati, a partire dal tram, ma non solo, perché stiamo parlando di rigenerazione urbana a tutti i livelli. Insomma, è una cifra veramente importante, vice sindaco. Mai abbiamo avuto finanziamenti di questo tipo. Oggi siamo nella fase in cui, come dire, viviamo più i disagi. È come quando una persona affronta una ristrutturazione di una casa e quindi deve adattarsi a vivere con operai che cambiano le finestre, i pavimenti che vanno sistemati, i sanitari, la cucina da cambiare, insomma grandi lavori di ristrutturazione. In quel periodo è una sofferenza, insomma, però poi si ha una casa nuova con mobili nuovi, con magari le stanze rimodernate, un efficientamento energetico e via discorrendo. Ecco, Padova è la nostra casa. In questo momento siamo in fase di ristrutturazione piena. I cantieri, anche quando chiudono, poi lasciano le strade ancora da definire, perché quindi c'è una situazione di disordine generale, ma quello che dobbiamo immaginare è che è finita questa stagione, che non è interminabile, perché il PNRR non solo ci ha dato soldi, ma ci ha dato anche date certe, 2026, che è qui dietro l'angolo. 2026 deve vedere tutti i cantieri finiti e opere funzionanti, quindi non è che chiudiamo tutto nel 2026, alcuni li abbiamo già chiusi e altri li chiuderemo strada facendo, però questa è la fase dove dire tra poco vivremo la fase invece del beneficio e la città sarà cambiata da così, a cominciare dal modo di muoversi, ma anche alla qualità di spazi e situazioni, insomma, da sistemare. Io il mutuo lo vorrei fare non per agganciare i soldi che lo Stato non ci sta facendo arrivare. Lo vorrei fare perché c'è un'opera che il finanziamento, che il PNRR non finanzia e che a me sta molto a cuore, che è quello di un grande contenitore di manutentivo, che è la somma di tanti piccoli interventi che però insieme fanno la grande infrastruttura di Padova, che si presenta in modo decoroso, in modo sicuro. Strade in ordine, marciapiedi in ordine, illuminazione che funziona, le manutenzioni nelle scuole, queste piccole cose quotidiane. Noi oggi abbiamo grandi rifornimenti economici sul comparto delle grandi opere pubbliche e siamo più carenti perché i bilanci comunali sono in sofferenza. Se non avessimo il PNRR sarebbe un periodo veramente difficile, siamo in sofferenza su questo aspetto. Ecco, io su questo accenderei un mutuo, perché la necessità oggi di una città che sta pensando in grande è quella di dover pensare anche alla quotidianità, alle piccole cose, e io mi auguro appunto che il governo ci consenta di tenere libera, insomma, quell'opzione per fare questa parte di cui sento tanto l'urgenza. Assolutamente, ci interrompiamo un secondo, vice sindaco, torniamo tra pochissimo con la seconda parte del Sindaco Risponde. Affronteremo un altro tema importante per la città, il turismo e in particolar modo la tassa di soggiorno. Rimanete con noi.